Il WWF lancia un appello alla Regione affinché ponga rimedio alla gravissima situazione in cui versa la tutela della natura nella nostra Regione, a causa della totale assenza di risorse in previsione della manovra di assestamento. Nelle pieghe di una manovra da 186 milioni, sostiene l'associazione ambientalista, non può essere difficile reperire quelle poche centinaia di migliaia di euro da destinare a interventi di gestione, sufficienti a promuovere efficacemente la difesa della biodiversità e del paesaggio. Rispetto a quanto previsto dalla finanziaria di fine anno, la manovra, secondo il WWF, è peggiorativa. Nonostante prevede infatti 150.000 euro in più sulle riserve naturali regionali come spese di investimento, toglie 340.000 euro per le spese correnti che la finanziaria 2011 stanziava per il 2012 e 2013. Vengono inoltre tolti al capitolo di spesa 20.000 euro previsti inizialmente per l'aggiornamento dell'inventario sui prati stabili. Il WWF chiede la riassegnazione di fondi destinati agli interventi di manutenzione delle aree di elevato valore naturalistico, che la manovra estiva prevede interventi per 80.000 euro destinati allo studio dell'albanella minore, rapace a grave rischio di estinzione, e agli indennizi dei possessori dei prati stabili da 2 anni in attesa di ricevere quanto previsto dalla normativa, poiché il relativo capitolo di spesa è privo di risorse.